E amici di Bella Sicilia, oggi siamo in un piccolo borgo siciliano per raccontarvi una tradizione che si svolge durante il periodo pasquale, qui in questa piccola località nel Messinese. Fateci sapere da dove siete collegati, noi siamo esattamente a San Pierniceto, questa è la piazza San Giacomo e questa è la chiesetta di San Giacomo e qui all'interno si svolge una tradizione molto suggestiva e tra poco ci sarà anche la processione. La caratteristica è che i bambini sono interamente ricoperti d'oro. Li vediamo adesso alcuni e più tardi ne arriveranno altri. Intanto qui si sta preparando tutto necessario per portare il Santissimo Crocifisso in processione. Allora entriamo in chiesa, vi mostriamo il Santissimo Crocifisso e anche alcuni angioletti che sono già presenti.
Amici di Bella Sicilia, avete visto dentro la chiesa arrivare i primi angioletti, bambini con il vestito ricoperto d'oro, offerto dai fedeli proprio alle famiglie che portano avanti questa tradizione. Quindi nei giorni precedenti l'oro viene raccolto, tutti i monili vengono raccolti, segnati, poi dopo la settimana santa riconsegnati ai proprietari. Tra circa un'ora prenderà il via la processione qui da questa piccola chiesetta con il Santissimo Crocifisso e poi gli angioletti. Li vedremo presto in pagina su questo canale, quindi con altri video. Intanto a tutti voi un buon proseguimento di giornata, a presto.